Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo su MotoGP e siamo in pole position alle Mans ragazzi. Ringrazio, no forse ho sbagliato, immaginavo, vabbè, ringrazio il mio fans comendiano che mi ha dedicato un video per la vittoria del campionato dell'altro anno, che quest'anno stiamo andando benino, mi ha fatto un bel piazzamento in Argentina, cosa miracolosa. Adesso però concentrazione perché dobbiamo vincere anche il secondo titolo. Siamo con la difficoltà più difficile, con la fisica pro mai fatto in vita mia e senza traiettoria ideale, sempre difficoltà reale, tutto a cannone. Fioi, cerchiamo di fare un gran risultato dalla pole position le mansieme. Vai Fioi. Concentration please. Concentration. Vai Fioi, Gran Premio di Francia. Un solo obiettivo, vincere. Eccola qua subito la sfida tra i due Marchetti. Tra Marchetto Marquez, c'è anche il Magnifico però, C'è anche il Magnifico che rompe i maroni. Attenzione, subito Marquez come mi ha sverniciato Marquez. Con la fisica reale è dura, fare le curve, mamma mia se è dura. Ma che c'è il Magnifico da superare, ciao Magnifico. Second place. Guardate le ragazzette come sono eccitate da vedere il cume tutto rosso, ciao. Vai come spacca tutto, mamma mia, scolata pura, una delle più pure forse. Vai, adesso possiamo stare tranquilli, non dobbiamo aver fretta di superare subito Marquez. Dai Fiori, Lorenzo intanto è in terza posizione, però sta lottando con un patatone Iannone. Eccolo qua il Cume, non ha voluto rischiare, ha fatto bene. Troppo esterno, forse troppo esternazzo, no, recupera alla grande, siamo primi. First class. Very good. Primo giro completato, ma che sofferenza, Fieri. Quella fisica però è una sofferenza pura, una sofferenza curiosa. Ma questa è la famigerata Le Chapelle, come cazzo si chiama sta curva della minchia. Mamma, tira fuori il gambino per un attimo. Rischio incalcolable. Mamma che rischio è. Queste curve con la fisica così sono un dramma per me. Devo prendere ancora tanto la mano, Fiori. Che si è inventato qua, signori. Si sta alzando il pubblico, si alza il pubblico. È tornato anche Lorenzo. No! Non ci credo, chi fa a pagarla Rossi? Rossi si è inserito, pazzesco. Rossi si è inserito nella lotta con Marquez ed è andato fuori, non ci credo ragazzi, non è colpa mia, non potevo sapere di avere Rossi anche dietro, cioè, incredibile. Incredibile proprio, a me dispiace tanto, ma Valentino veramente è la mia vittima preferita e non so il perché. Cioè, io stavo lottando con Marquez, stavo rientrando per non andare sull'erba con Marquez, tac, mi arriva Rossi all'interno, pum. Chiaramente non ho niente contro Rossi, anzi per me Rossi dovrebbe vincere, dovrebbe lottare con me. Incredibile ragazzi, e quello che ne ha approfittato più di tutti è il Magnifico. Comunque dai video non si vede il bug che c'è purtroppo. Secondo giro. Ho perso il fastest, purtroppo sicuramente non ho il fastest, questo è poco ma sicuro. Questa è la curva dove si può recuperare il giro record per il Magnifico. Tira fuori il gambino veneziano. Vediamo se riusciamo a fare le mie famose rimonte dell'ultimo giro, dell'ultima curva. Quelli che hanno reso veneziano campione del mondo l'anno scorso, perché sono quelle vittorie che mi hanno dato il titolo. Molto bene, come molto bene. No? Lorenzo comincia ad aver paura, Lorenzo ha paura, lo sento la paura di Lorenzo. No. Mamma mia che lotta.
Tanto patatone supera Marquez e questa può essere una buona notizia. Vuole la seconda vittoria stagionale, la pretende. Vai la sverniciata. Vai la sverniciata. La sverni. Mamma mia, cosa ho fatto? Cosa ho pitturato? Cosa ho pitturato? Che si è inventato Ercume? Che si è inventato? Adesso cerchiamo di stare attenti in queste ultime 2-3 curve. E questa è una vittoria pesante, Fei. Questa è pesante. Questa è pesante. No. Eccoci qua. E signori, seconda vittoria in stagione. E questa è fantastica. Sì, sulle rive della Sart. Oh, yes. Il parco chiuso. Comincia a popolarsi. Siamo a meno 21, ragazzi. Comincia a popolarmi. Il Cume comincia a popolare. E guarda. Grande Comendone. Grande I suoi Comendone. festeggiamenti completamente meritati. Ha saputo imporre il suo ritmo alla gara e nessuno è stato in grado di tenere il suo passo. E godo. Ragazzi, pilota italiano, moto italiana, circuito italiano, ma siamo messi veramente male. Ho fatto una delle peggiori qualifiche degli ultimi anni, 18esimo, proprio... Avete presente sbagliare tutto? Ecco, questo ha fatto il Comenda. Sono molto incazzato, con tutta onestà, perché non avrei mai pensato di veramente andare così. Vai. Cioè, possiamo chiaramente recuperare perché sono veneziano, quindi in veneziano può tutto, però ho bisogno del vostro supporto e delle fans che amano il manubrio del Cume, che qua in Italia sono delle porcellone, ragazzi, fanno di tutto qua nel paddock e in tribuna. Adesso siamo già decimi, 8 posizioni coprate, il Cume sta già rischiando. Il Cume sta già rischiando, in maniera anche abbastanza pesante. Well done, bla job, Cume, dai. Attenzione, qua vuole ammazzare Smith, invece non lo ammazza, fa una gran sorpasso, c'è patatone, siamo già ottavi, 10 posizioni recuperate in 3 curve. Signori, il Cume c'è. Adesso non devono scappare via i primi, però non devono scappare via, assolutamente. Ma mi si stanno dando di santa ragione, Marquez e Lorenzo veramente se le stanno dando di santa ragione. E Rossi è quarto nella classifica Rossi, dopo il 10° titolo si è proprio seduto secondo me. Sì, si è proprio seduto. Dai, il Cume ottavo, sembra, però si è fermata la rimota comendiana. Sembra essersi un po' fermata, tira fuori leggermente il gambino. Dai che ho tutte le possibilità di recuperare tranquillamente. Siamo ancora tutti qua. Very good. Seven place, una tipica 7 place come devo. Ci sono le due onde davanti, Lorenzo è indietro, Lorenzo è molto indietro, cioè è indietro rispetto agli standard di questi ultimi 2 anni. Adesso c'è Rossi da superare, c'è Valentino. Dopo il 10° titolo se la sta godendo, si diverte lui. Passa sta là prima anche, dobbiamo stare molto attenti con la fisica pro. Basta un attimo per sbagliare tutto. Grande sorpasso, prova un esterno di una purezza quasi disarmante. E ce la fa, non si sa come. No, qua veramente incredibile, se c'è Pedrosa e Marquez. Sentite i cori per Veneziano, guardate la tribuna a sinistra, è esaltata. No, qua Lorenzo fa una schifezza però, schifezza di Lorenzo pura. Lorenzo mi ha veramente buttato quasi per terra. Il Cume ha perso tanto nel secondo giro. Il Cume ha perso tanto nel secondo giro purtroppo. Maledetto, Lorenzo mi ha proprio sbilanciato, vabbè. Come lo faccio io lo possono fare anche loro, questo è il bello della MotoGP. Very good. Vai Cume, spacca fuori tutto, Cume. Perfetto. Questo è un rischio. Non devo perdere troppi punti, per ora tra hanno vinto qua. Non è sempre domenica purtroppo. Infatti ad Assin si gioca, si guida di
Si corre di sabato, scusa, tra poco sto vaneggio, no? Qua il Cume fa una... esagera, il Cume esagera. Torniamo sesti. Torniamo sesti. Mamma mia che dura questa fisica, che dura con questa fisica. Giro record di Marquez, giro record di Marchetto Marquez che sta veramente dominando, Marquez vuole dimostrare che è lui il più grande. È da un po' che non vince il titolo perché ha vinto Rossi, Lorenzo e Veneziano. Marquez ha vinto il primo titolo. Siamo alla quinta stagione, siamo già alla quinta stagione, ragazzi. Veramente stiamo andando alla grande, ritmo cumendiano. Dai, c'è bisogno del vostro supporto per la rimonta nell'ultimo giro, sarà quasi impossibile, ma io ci provo. E Rossi si vendica Rossi. La vendetta di Rossi. Sì, la vendetta di Rossi. Vabbè ragazzi. Cerchiamo di non ritirarci adesso per piacere. È proprio un colpo al cuore, ragazzi. Tipico colpo al cuore come andiamo. Questa è l'imprevedibilità della MotoGP, che rende questa serie una delle più belle forse in assoluto del canale, perché non sai mai cosa può succedere. Però mi gira abbastanza il cazzo, sinceramente. Qua perdo veramente tanti e tanti punti. Cerchiamo di fare più punti possibili, ma ne ho persi tanti. Come entra qua bene il Cume. Qua siamo entrati veramente bene, soddisfatto di questa entrata. Finisce qua ragazzi, vince Marquez, secondo Pedrosa, Lorenzo, Dovizioso, poi via via tutti gli altri per il Cume, un 11° posto molto molto avaro. Saluta comunque il pubblico, manda un bacio alle sue fans. Adesso la classifica vede Veneziano indietro, Sprofondiamo a meno 33 invece tra Marquez e Lorenzo. Il duello è bellissimo. Raga, un saluto del comandante veneziano. Questo mondiale sarà duro, ma se adesso cominciano le nostre gare e cominciamo a fare il Cume, possiamo rimontare. Ciao!